Giornate corte e meteo incerto non ci stimolano certo ad andare in quota. Così abbiamo deciso di visitare dei luoghi insoliti per noi di escursioni Friuli. Le valli del Natisone sono luoghi incantevoli e ricchi di storia. È qui che si svolge questa escursione. Il punto di partenza non è lontano, circa 20 km da Cividale. Su una bella ma tortuosa strada raggiungiamo il paese di Topolò. Prendiamo il sentiero 746 dell'Alta Via Valli del Natisone fino alla catena del Kolovrat. Scendiamo con un piccolo anello verso Gorenia, Lase e poi Topolò. Per ragioni di tempo, il primo giorno non siamo riusciti ad andare fino alle trincee della Grande Guerra. Siamo così risaliti alcuni giorni dopo per completare l'escursione. Questa è la ragione per cui questo video è diviso in due parti. È una splendida giornata ed eccoci in partenza. Solo alcuni scorci, ma il paese meriterebbe una visita più approfondita. Qui non abbiamo incontrato nessuno e non c'erano neppure cammini fumanti. Alta Via Valli del Natisone. Sentiero numero 746. Parecchie piante cadute sul percorso. Pare sia un sentiero poco frequentato. Nel tratto da Topolò a Lase non manca certo l'acqua. Ruscelli, cascate più o meno grandi e pozzi d'acqua si alternano. Ogni tanto compaiono delle mura di vecchie costruzioni in pietra. Un abitante del luogo ci ha poi detto che servivano come deposito per le castagne, che erano un fondamentale alimento per la gente che abitava in queste borgate. Ancora una costruzione, ma è molto improbabile che qua ci fosse una trattoria. Anche qui, come in quasi tutte le valli del Natisone, enormi castagni. Per ricavare pochi metri quadri di terreno hanno costruito enormi muri in pietra. Questo sarà alto almeno un paio di metri per alcune decine. L'ultimo tratto è una carrareccia che ci porta alla borgata di Lase. Eccoci a Lase, un paesino nel quale vivono 4 abitanti. Ci fermiamo a fare 2 chiacchiere con uno di loro, mentre stava preparando la legna per accendere il fuoco la sera. Sicuramente qui il gatto ci vive benissimo. Attraversata la borgata, riprendiamo subito il sentiero 746.
L'ultimo tratto è quello più ripido che ci porta fino alla catena del Kolovrat. Una splendida vista sulla laguna e sul mare Adriatico. Si capisce che questo sentiero è poco frequentato. Questo posto è raggiungibile su una strada asfaltata. Un breve tratto di strada e poi saliamo nel punto più alto, il Nagnoi, che è una delle cime del Kolovrat. Siamo sul territorio di confine. Appena sotto la valle dell'Isonzo è il paesino di Kamno. Verso nord le cime innevate del Monte Nero ed il Parco Nazionale del Tricorno. Rientriamo scendendo verso il bivacco Zanuso. Il sentiero volge verso il paesino di Gorenia di Sopra. Eccoci nella borgata. Anche qui nessun abitante e le case sono chiuse. Un tratto di strada asfaltata e arriviamo all'Ase. Da qui torniamo sui nostri passi fino a Topolò. Il fatto di aver preso un po' alla leggera tempi e distanze ci ha portato a sera, senza aver raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti. Così, alcuni giorni dopo, siamo tornati sul posto. Non poteva certo mancare una visita al museo a cielo aperto e dagli straordinari resti della Prima Guerra Mondiale. Non è una gran giornata, ma confidiamo che il tempo migliori. Tutta la dorsale del Monte Kolovrat era trincerata. Questo luogo conserva la memoria della terza linea difensiva dell'esercito italiano durante il fronte dell'Isonzo. Questa è l'entrata che porta alle trincee del Monte Poklabus, o Na Gradu, il punto più orientale della catena del Kolovrat. Queste immagini parlano da sole. Alcuni passaggi sono veramente stretti, poco più di 50 centimetri. Queste trincee sono state ripristinate per rendere fruibili a tutti i visitatori. Erano accessibili dall'interno attraverso delle gallerie fatte in cemento. Naturalmente il versante è quello esposto verso l'Isonzo.
Sono molto ben nascoste e dall'alto si vedono solo quelle senza copertura. È un percorso che evoca forti emozioni al pensiero di chi ci ha trascorso anni in questi luoghi, diventati poi famosi per il passaggio dell'allora sottotenente Erwin Rommel, il terzo giorno della 12ª battaglia dell'Isonzo. Fu lui poi a conquistare con la sua unità il monte Matayur. Ancora una vista dall'alto delle trincee verso la cima. Pian piano le nuvole si diradano, dandoci visione alle cime slovene. Questo è il punto più alto del Nagradu, la cima più a est del gruppo del Kolvrat. Da qui una splendida vista delle valli del Natisone, fino al mare. Sul lato opposto la valle dell'Isonzo in Slovenia, ancora coperta parzialmente dalle nuvole. Il rifugio del Monte Nero a 2180 metri. Grazie per la visione. Iscriviti e attiva la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video.